Cose che succedono tutto un minuto, guarda, senza neanche aspettarsela. Una rapinolampo, la vetrata sfondata con un'auto rubata pochi minuti prima, poi l'assalto all'ufficio postale. Un rapinatore solitario è entrato in azione in pieno giorno verso le 12:30 nel quartiere Guizza a Padova. Dopo essere sceso dall'auto usata come un ariete, coperto in volto con un casco e senza armi, il bandito si è diretto verso la cassaforte che però era chiusa a quel punto. Prima di allontanarsi si è fatto consegnare il portafoglio da uno dei dipendenti. Nei momenti di terrore all'interno dell'ufficio postale c'erano anche 4 clienti che hanno assistito pietrificati alla scena. Il rapinatore è poi scappato in sella ad un motorino parcheggiato poco lontano. Sul posto la polizia per i rilievi. L'auto, usata come un ariete, una vecchia Fiat Uno, è stata rubata ad un uomo che ha scoperto il tutto vedendo il trambusto della polizia. Sì, la vettura è mia. Gliel'hanno portato. L'hanno prelevata, l'hanno rubato e poi hanno fatto... Per tutto il pomeriggio l'ufficio postale è rimasto chiuso. I poliziotti hanno sentito i testimoni, danni ingenti alla struttura, con la vetrata completamente distrutta. Ora il timore è che l'ufficio rimanga chiuso per un lungo periodo, come avvenne in passato quando alcuni malviventi fecero esplodere lo sportello bancomat. Perché non volevano più aprirla e adesso sarà lo stesso problema. Abbiamo fatto mettere nuovamente il bancomat, che il bancomat non c'era. Si lavora sempre inutilmente comunque. Qua finché che il sindaco che va ben tutto non fa protezione di più che è, penso.